Con il nuovo codice della strada, l'età minima per guidare autobus e mezzi pubblici è scesa da 21 a 18 anni e Riccardo è uno di quei ragazzi che non vedeva l'ora che questo accadesse. Da 3 settimane ormai che ho la patente, finalmente, anche perché è stata un po' un parto col discorso della nuova riforma della patente. Ci ho impiegato 8 mesi di studio, quindi non è stato facile. E adesso che ho realizzato il tutto, per me è una soddisfazione enorme. Oggi è autista della Battistuzzi Autoservizi, per lui non solo un sogno che si realizza, ma anche una grande responsabilità. Ha la patente ma non ha l'esperienza e allora sta a noi adesso nei prossimi mesi e anni costruirgli anche l'esperienza, step to step, prima con mezzi più piccoli, in affiancamento a qualche autista, insegnandogli cosa vuol dire essere in strada, prima di tutto la sicurezza. Un percorso cominciato molto prima, tra passione, studio e tante ore di pratica. Già nel piccolo, nel nostro piccolo, abbiamo cominciato a pensare a fare una piccola academy. Infatti Riccardo, il ragazzo che avete intervistato e che è qui con noi e ha la patente, noi l'abbiamo preso ancora in periodo in cui non era possibile integrarlo al 100% in azienda, ma integrarlo nella mentalità. Quindi ha cominciato a capire come funziona questo lavoro, si è inserito molto bene qui, ha capito come funziona anche il meccanismo degli autobus che non sono camion, quindi ha a che fare con gente, ha a che fare con persone, con bambini, con adulti, con stazioni sociali diverse. Una passione che torna finalmente a coinvolgere i più giovani, una buona notizia in un settore che negli ultimi anni ha sofferto una forte carenza di autisti. Il vero problema è nato con l'abrogazione del servizio militare. Quando i ragazzi facevano il servizio militare, partivano bambini, tornavano adulti molto spesso con una patente in mano. La convertivano da militare a civile e quindi era un serbatoio, un bacino d'utenza per noi importante. Con l'abrogazione del servizio militare ci siamo trovati nel tempo spiazzati. Da qui la proposta del titolare per invertire la rotta. E solleciterei proprio la politica a dire: affidateci gli incarichi di fare queste piccole academy all'interno delle nostre aziende. Sarà un qualcosa che interessa più ai nostri figli che non a noi. A me interessa poco, però alle nuove generazioni avere la possibilità di costruirsi anche una professionalità in questo settore sarà un vantaggio per noi, per loro, ma anche per i nostri utenti in futuro.